i 5 comandamenti. Primo comandamento: alzarsi presto la mattina. Quel vecchio proverbio, il mattino all'ora in bocca, dice la verità, perché la mattina puoi fare le cose nel silenzio, nessuno ti rompa il cellulare, dormono tutti, puoi mandare le mail che non ti va di scrivere le risposte, puoi farti una bellissima passeggiata al parco Insomma, la mattina va utilizzata al meglio per essere già pronti quando arriva la prima telefonata e dici sì, già ho fatto tutto, che ti serve? Dimmi. E questo è il primo. Secondo comandamento: andare al cinema. Bisogna andare al cinema il venerdì alle 20:30, il sabato eventualmente alle 15:30, il primo 16:30, in modo così organizza uno trova anche una cena con gli amici a casa. E la domenica, per non spararsi, bisogna stare molto attento, 18:30, in modo che uno mangia una pizza, poi va a casa, ma non deve vedere Report, perché sennò poi ti spari, perché è troppo triste. La signora Gabanelli che ci fa sentire vittime ma consapevoli. Terzo comandamento, si sente bene cosa? La musica! Ci deve essere la musica nella vostra vita, è un comandamento da rispettare, perché se no non si va da nessuna parte. Quarto comandamento: non vi dovete sposare, mai! Non serve a niente, non mi serve un foglio di carta per dire quanto voglio bene a una ragazza. Quindi basta una bella promessa, in modo che se per caso questa promessa dovesse rompersi, non è una tragedia. Quinto comandamento: mangiate bene, poco, se no si arrabbia Migliaccio, il professor Migliaccio, ma bene, un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, una frutta, un caffè, un dito di sambuca e buonanotte a tutti. Did we get too tight or let the mystery puzzle reveal itself?